tra le macerie, il Papa, Camerino e la Madonna ferita. Passa veloce sullo schermo l'immagine del Papa davanti all'altare del Duomo di Camerino in silenziosa preghiera davanti a una Madonna salvata dalle macerie del terremoto del 26 ottobre 2016. L'antica Madonna ha le mani mozze, la testa decapitata, le mani perse come chi si sente impotente, il volto sfigurato come chi fa fatica a riconoscere ciò che era un tempo. Camerino da quel 26 ottobre è rimasta immobile. Nel centro storico 2 palazzi su 3, imbragati, attendono una ricostruzione che non c'è, scrive Marina Corradi in prima pagina su Avvenire. Quasi 3 anni dopo il terremoto, dice il vescovo Massara, e anche quello delle promesse. Lo sconforto testimonia si allarga fra le nuove generazioni. Un angolo d'Italia di cui lo Stato, dopo la commozione mediatica, pare essersi dimenticato. Fra i vicoli vuoti dei rumori della vita pare di sentire il cedimento della speranza. Di speranza è venuto a parlare Francesco alla gente di Camerino. Lo hanno accolto nei prefabbricati, gli hanno offerto i dolci, c'erano le famiglie, perfino il cane. Lo hanno atteso come uno che capisce, che sa, viene in carne e ossa a portare vicinanza. Il Papa, con l'elmetto di protezione in un duomo inagibile, è un forte richiamo alla politica, allo Stato, e su questo c'è poco da dire, è così, punto e basta. Mentre sempre dalle prime pagine andiamo al Foglio con il ragionier Cerasa, come lo chiama elegantemente Marco Travaglio, il direttore Cerasa, appunto, in prima pagina il silenzio sui deputati spiati illegalmente dimostra che il grillismo ha infettato l'Italia con la stessa forza con cui i Trojan infettano i telefoni. L'incredibile guerra tra bande attorno alla nomina del nuovo procuratore di Roma porta alla luce 2 temi che stanno emergendo con forza. Il primo è stato affrontato da tutti i giornali, l'inopportunità per un politico indagato di occuparsi in modo maldestro di nomine che riguardano il futuro della procura che lo ha indagato. Il secondo tema non è meno importante, ma la stragrande maggioranza degli osservatori ha scelto di non occuparsene per non ammettere una verità difficile da riconoscere. La prima storia riguarda il comportamento penalmente irrilevante, ma politicamente rilevante, dell'ex ministro Lotti. La seconda riguarda il comportamento rilevante di chi ha scelto di violare la legge per dare in pasto all'opinione pubblica informazioni che sarebbero dovute rimanere segrete. Lotti e Ferri sono parlamentari della Repubblica, dovrebbero essere tutelati dall'articolo 68 Costituzione. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni, a sequestro di corrispondenza. Dunque dovrebbero essere tutelati i 2 Lotti e Ferri dalla Costituzione e da una sentenza 2007 della Corte Costituzionale che prevede che l'articolo 68 debba essere rispettato tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo come destinatario dell'attività di captazione, circostanza ricordata domenica scorsa da Marco Travaglio, preoccupato forse dal modo in cui il circo mediatico giudiziario potrebbe lanciare schizzi di fango anche ai propri beniamini della Davigo associati. Cosimo Ferri, in una intercettazione, definisce l'inattaccabile Davigo un vero amico. In un paese normale, gli stessi costituzionalisti che gridarono al colpo di Stato quando qualcuno tentò di riformare la Costituzione nel 2016 dovrebbero firmare appelli per denunciare l'orrore di tutti coloro che considerano la difesa del processo mediatico più importante della Costituzione. Così il direttore del Foglio. In prima pagina poi basta ipocrisie, lo scandalo al CSM non è un problema di mele marce, parla l'ex guardasigilli Claudio Martelli, i silenzi di Bonafede, il tentativo di trovare capri espiatori in politica. Questo per quanto riguarda il Foglio. Ma sullo stesso tema ritorniamo adesso dando uno sguardo anche alle considerazioni di Paolo Mieli in prima pagina sul Corriere della Sera. Vacilla il Brasile di Bolsonaro, scrive Mieli. Un'inchiesta del giornalista americano Greenwald ha portato alla luce le indebite collusioni tra Deltan Dallagnol, il capo del pool che indagava sull'ex presidente Lula,
e Sergio Moro, il giudice che ha condannato Lula mettendolo politicamente fuori gioco. Eliminato Lula, Bolsonaro ha vinto le elezioni e ha compensato Moro nominandolo ministro di giustizia. Questa è la temporanea conclusione di Lava Jato, autolavaggio, la mani pulite brasiliana iniziata nel 2014 per smascherare i politici corrotti della Petrobras, azienda petrolifera potentissima statale. Lula si sarebbe lasciato tentare da un modesto attico vista mare a San Paolo e al termine di un'istruttoria contrassegnata da irregolari intrecci tra pubblica accusa e giudice che doveva essere terzo è stato condannato, con la consegna del paese a una destra tra le più baldanzose apparse in tempi recenti. Il giudice Moro non era neppure soddisfatto del posto che ha avuto in dono, ambiva ad incarichi più importanti, ministro del Supremo Tribunale Federale. Probabilmente verrà invece gradualmente emarginato. Ma dovremo prendere atto del fatto che il ruolo da lui avuto nella storia del suo paese è stato determinante, scrive Mieli. In Italia, l'epoca in cui il magistrato che aveva portato alla sbarra i partiti della Prima Repubblica scontrandosi poi con Berlusconi, la stagione in cui quell'uomo in toga accettò di diventare ministro in un governo dei suoi avversari politici, è passata da tempo, scrive Paolo Mieli, ma nonostante Antonio Di Pietro, dopo varie avventure, sia finito ai margini della vita politica, l'ordine giudiziario, di cui fece parte, è divenuto via via più potente, in grado di condizionare la vita politica del paese, talché da noi è divenuta quasi normale la delega ai magistrati del ruolo di oppositori, cioè di coloro che possono consegnare al patibolo questo o quel ministro, nel caso anche sindaci, presidenti di regione o leader di governo. Chi entra a Palazzo Chigi può mettere nel conto qualche sorpresina proveniente dai palazzi di giustizia. Il potere della magistratura è divenuto a tal punto consistente, scrive Paolo Mieli, il potere della magistratura è divenuto a tal punto consistente da produrre al proprio interno competizioni e conflitti in misura maggiore del passato, sicché l'informazione è costretta a dar notizia delle lotte nella corporazione giudiziaria, dal momento che la conoscenza di esse è ormai indispensabile per comprendere le dinamiche dei poteri, dei veri poteri, scrive Paolo Mieli. Un'occasione formidabile per approfondire questa conoscenza l'ha data il ciclone che ha testé travolto il CSM e l'ANM, originato dalla supposta corruzione del pubblico ministero romano Luca Palamara, al quale si imputa di avere ricevuto 40.000 euro per agevolare la nomina del collega Giancarlo Longo a procuratore di Gela, tentativo non riuscito. Altri 2.000 euro sarebbero stati donati a Palamara per l'acquisto in una gioielleria di Mister Bianco, Catania, di un anello destinato ad una sua amica. Per indagare su questi presunti reati, nel telefono portatile di Palamara è stato introdotto un Trojan, in grado di captare ogni sua conversazione, anche quelle non telefoniche, nel mese di maggio. Dopodiché tali conversazioni, ancorché non concernenti il mistero dell'acquisto di quel prezioso o la donazione per la promozione di Longo, sono finite a tempo di record sui mezzi di informazione, inguaiando chiunque avesse avuto l'avventura di intrattenersi col sospettato Palamara, fino al punto di costringere alle dimissioni magistrati scoperti a ordire trame assieme a Palamara per mandare questo o quel collega a guidare alcune sedi giudiziarie, pratica, immaginiamo, non sperimentata per la prima volta in questa occasione. Le intercettazioni hanno altresì travolto un incauto leader del PD desideroso di manifestare la propria influenza, Luca Lotti, ammesso non si capisce a che titolo a quei conversari. Al momento la storia finisce qui. Ma, scrive Paolo Mieli, possiamo essere sicuri che gli effetti di questo virus spia ci terranno compagnia per l'estate e, come sempre accaduto, alla fine ci saremo dimenticati della promozione di Longo alla procura di Gela e dell'anellino di Palamara da cui tutto ebbe inizio. Vorremmo però riuscire a tenere a mente che quel monile è stato all'origine di un provvedimento, l'inserimento in un telefonino del celebre marchingegno Trojan, che nel paese delle 4 regioni in mano alla malavita organizzata sarà stato sì adottato nei confronti di qualche boss, ma senza che poi fossimo messi in tempo reale a conoscenza delle parole del malvivente e di chi lo frequentava. E questa è la clamorosa novità. Mai è accaduto che qualche equivalente italiano di Pablo Escobar, intercettato in quella maniera, vedesse i suoi segreti immediatamente spiattellati in pubblico. Quel che oggi ci colpisce
e che ad essere travolti siano adesso dei magistrati, cioè coloro che usualmente si erano mostrati i meno sensibili ai pericoli dell'uso pubblico delle intercettazioni. Nessuno o quasi presta attenzione alla circostanza che il Trojan di Palamara, in violazione della Costituzione, non fu disattivato al momento in cui stava per intercettare 2 parlamentari, in cui, era evidente, non si sarebbe parlato dell'anello di Mister Bianco. Diamo per scontato ormai che decisioni già prese sul futuro di questo o quel magistrato siano rimesse in discussione per il solo fatto che se ne sia parlato una notte in modo improprio. Accettiamo perfino che qualche ombra si allunghi sull'anticamera del Quirinale. Restiamo invece come sospesi ad attendere gli ulteriori sviluppi di questa storia e di quelle che verranno da nuovi Trojan in altri telefonini. Tornando al Brasile, conclude Paolo Mieli, può darsi che adesso Lula ottenga la revisione del processo, ma è improbabile che la storia torni indietro e che l'opposizione riesca a disarcionare Bolsonaro, che ha tratto profitto dalle irregolarità. Ma ancor peggio è che se i brasiliani si applicheranno allo studio del caso italiano, capiranno che il perverso intreccio tra politica e magistratura, una volta innestato, è capace di riprodursi all'infinito per vie sempre più originali e anche quando può apparire che questo mostro sia colpito da una nemesi finale, destinata a mettere fuori gioco le parti della magistratura più contaminate dalla politica, si dovrà prendere atto che si tratta di apparenza. Possiamo sbagliare, ma non ci sembra che siamo entrati nella fase conclusiva della storia di questo intreccio. Nodi del genere non si sciolgono mai da soli. Allora io vi consiglio caldamente di rimanere all'ascolto stamani, perché alle 11 faremo anche una rievocazione storica della questione politica, giustizia, magistratura, indipendenza dei giudici, correnti e via dicendo, con una rievocazione storica interessantissima anche relativa ai tempi dell'Assemblea Costituente, perché nella relazione introduttiva dell'Avvocato D'Auria, quella proposta di modifica dell'elezione dei giudici e del CSM, di cui poi parleremo col sottosegretario attuale del Ministero di Giustizia, il leghista Morrone, e di quella introduzione, in quella introduzione lì vengono recuperate anche alcune posizioni. Curioso, oggi è molto divertente, Lotti, esponente del PD, Lotti e Ferri nei guai, ma all'epoca dell'Assemblea Costituente, a partire da Togliatti, ministro di Giustizia, fino a Terracini, presidente dell'Assemblea, insomma, il Partito Comunista dell'epoca aveva molto chiara la questione della democrazia e la questione dell'esercizio democratico della funzione giudiziaria, come scopriremo, perché la loro proposta era quella di elezione diretta dei magistrati. Vi ricorderete che la Lega di Bossi fece questa proposta molto chiara anche successivamente. Comunque era il PC che all'epoca proponeva in Assemblea Costituente come contrappeso democratico e anticasta giudiziaria la elezione diretta dei magistrati. Ma ne parleremo dopo con molto interesse, credo. Intanto, lasciata la prima pagina del Corriere della Sera, c'è in primo piano la questione del salario minimo bocciato dall'Istat e dalle imprese, ma anche Salvini a Washington che avverte l'Europa, una manovra trumpiana e avremo la flat tax ai nostri paesi mai così vicini, e via dicendo. Il resto lo abbiamo già visto. C'è anche un'intervista sul Corriere della Sera a Grover Norquist, 62 anni, uno degli analisti più influenti della Washington repubblicana, che è l'esperto e l'ispiratore della riforma fiscale della Casa Bianca. Il mio consiglio a Matteo Salvini: procedere subito con un taglio secco delle tasse. Le manovre graduali sono meno efficaci, dice Grover Norquist, che nell'85 ha fondato il centro studi Americans for Tax Reform con l'appoggio di Reagan. È citato anche nel film Vice, candidato agli Oscar l'anno scorso. Da sempre conduce campagne per la riduzione delle tasse, è stato uno degli ispiratori della riforma fiscale trasformata in legge da Trump il 22 dicembre 2017. Norma cardine l'abbattimento dell'aliquota sui redditi d'impresa dal 35 al 21%. È prevista anche una sforbiciata delle imposte sulle persone fisiche, con la riduzione tra l'altro del tetto massimo dal 39,6 al 37%. Ieri Norquist ha incontrato Matteo Salvini. Mi ha chiesto informazioni sulle esperienze fiscali americane, dice Norquist di Salvini. La riduzione delle imposte dell'81 e dell'86, quella più recente voluta da Trump. Abbiamo visto come il taglio dei tributi porti all'aumento dei redditi a disposizione, quindi possa stimolare la crescita dell'economia. Di solito l'obiezione è che in questo modo lo Stato
perde gettito e quindi aumenta il deficit pubblico. Ma abbiamo constatato che nel 2012, quando Obama ha aumentato la pressione fiscale, l'effetto è stato quello di rallentare la crescita e il fisco si è trovato davanti alla prospettiva di perdere 3.000 miliardi in 10 anni, un po' alla cura Mario Monti. Il livello del deficit e del debito italiano possono reggere la flat tax, l'imposta piatta, con una o due aliquote? Salvini, risponde Grover Norquist, mi ha parlato delle esperienze nei paesi dell'est, dove l'introduzione della flat tax ha avuto ottimi effetti sulla crescita. Ci sono argomenti forti a favore della flat tax. Con un alto livello di imposte gli investimenti rendono poco. Sia le imprese che le persone fisiche preferiscono spendere il denaro o addirittura occultarlo pur di non farselo falcidiare dai tributi. Con la flat tax invece l'investimento diventa redditizio, quindi mette in moto la crescita. Da lì si torna di nuovo a maggiori guadagni, quindi più incassi anche per il fisco. In definitiva, Norquist ha consigliato a Salvini di andare avanti. Gli ho consigliato di essere il più drastico e il più coraggioso possibile, altro che gradualmente. Le manovre graduali sono poco efficaci. Noi abbiamo il caso dell'81, una riduzione traumatica delle imposte ha dato grandi risultati. Partire dalle imprese o dai redditi dei cittadini? Questo è un giudizio politico, conclude Norquist. Sia il taglio della corporate tax, le imprese, che delle imposte sui redditi, persone, hanno un impatto notevole. Ho detto a Salvini di tagliare e semplificare le norme il più presto possibile. Insomma, in sostanza bisogna fare tagli drastici. Mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera, politica interna, Di Battista attacca Di Maio e Salvini, ma finisce lui sotto accusa nel Movimento 5 Stelle, veleni nelle chat interne, nel suo libro Critiche per fare soldi. Sulla questione del CSM, Conte invece apre alle opposizioni, parla di riforma meditata il Presidente del Consiglio, sì del plenum alle dimissioni di Cartoni e Lepre, il 21 nuovo summit con Mattarella. La procura di Perugia, l'indagine dopo che i magistrati di Roma avevano inviato gli atti sulle relazioni tra Palamara, CSM, Centofanti, capo delle relazioni istituzionali dell'imprenditore romano Bellavista Caltagirone. Dall'inchiesta emerge tutto quello che è emerso, non stiamo a riassumerlo. E a proposito dell'inchiesta, è Fiorenza Sarzanini che se ne occupa. Digli che quando torno lo chiamo. L'SMS del procuratore generale di Cassazione Riccardo Fuzio per rassicurare Palamara. Atti al ministro e al Consiglio Superiore, ma il procuratore generale dovrà astenersi. Così sul Corriere della Sera. Intanto per le elezioni Cagliari va al centrodestra, 81 voti evitano il ballottaggio, ma il PD chiede di ricontare le schede. Anche Alghero va alla coalizione, secondo turno a Sassari, Movimento 5 Stelle male. Io sono Salvini. Come Salvini? Vorrà dire no, sono proprio lui anche caratterialmente. Così Tittino Cau deve essere simpatico, neosindaco a Illorai, agricoltore e meccanico nel Sassarese, il primo sindaco della Lega. Matteo Salvini è troppo buono, ha detto Cau, dovrebbe essere più severo. Prima gli italiani, prima i sardi, poi tutti gli altri, dice il neosindaco per la Lega di Illorai, che ha una faccia simpatica, devo dire la verità. Sembra uno molto schietto, uno col quale esci volentieri a fare una passeggiata e due chiacchiere. Comunque, al di là di questo, lasciamo perdere i lombrosismi di serie C, guardando solo le fotografie. Comunque, per quanto concerne invece il PD, Zingaretti dice che cercherà di ricucire sui social la protesta della base. Oggi la direzione del PD dedicata a elezioni, Casolotti e via dicendo, con la solita intervista a Calenda, della quale ci cale poco. Sarebbe da calere, diciamo sì, Calenda in senso tecnico, ma non ci cale. Anche se è Calenda, non ci cale, così. Un gioco di parole un po' alla Ether Parisi pure, cicale. Finita la pausa del cretino, andiamo invece agli altri quotidiani di oggi. Anzi, prima ci facciamo un giro sulla cronaca locale di Milano, dove c'è, tra le altre cose, oltre alle botte al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli contro un infermiere, per lui insulti e sputi, colluttazione anche con il vigilante. Oltre a questo c'è una radra seriale, Subito Libera, è un classico dell'estate, partorisce dopo poche anche dell'inverno. La donna aveva già accumulato condanne per 22 anni, rom, croata, 31 anni, ne dovrebbe passare 22 in carcere per decine di furti. I poliziotti l'hanno fermata domenica con un complice.
Era per rubare, la ragazza è stata portata in questura, i poliziotti hanno scoperto il cumulo pena che non è stata eseguita perché la donna era incinta e proprio ieri ha avuto le prime contrazioni, ha partorito una bambina, auguri. Mentre George Clooney il prossimo weekend ospiterà nella sua residenza sul lago di Como l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama con moglie e figlie. I preparativi per garantire sicurezza e privacy. Gli Obama arriveranno a Milano con volo privato venerdì per poi raggiungere l'Aglio, il paesetto dove sta l'amico George Clooney. Per quanto riguarda invece i rincari dei biglietti dell'ATM, dialogo tra PD e Lega per sbloccare l'aula, maratona notturna, caccia all'intesa con le minoranze, mozione urgente della Lega per chiudere i contenziosi sulle tasse comunali. Di fronte alle montagne di emendamenti, l'obiettivo del centro-sinistra in comune a Milano è scongiurare la guerra di logoramento e l'ostruzionismo. La partita sul nuovo sistema di tariffe del trasporto pubblico con rincaro del biglietto da 1,5 a 2 euro va chiusa il prima possibile. Lasciamo il Corriere in cronaca milanese, diamo uno sguardo anche al quotidiano Il Giorno. Qui si parla invece di pace fiscale per il bollo auto. La regione concede uno sconto del 30% a chi aderisce alla procedura. Lo sconto sarà concesso per ingiunzioni 2013-2014 notificate entro il 31 dicembre 2017. Vale anche per la tassa sulle concessioni che si paga quando si apre un esercizio o un'attività. Informatemi, insomma, se siete in queste condizioni. Da Milano però andiamo a Torino. Qui c'è stato un episodio particolarmente increscioso per la sindaca Appendino al Teatro Regio. Fischi e urla, contestati la sindaca e il sovrintendente. La presentazione della stagione del Teatro Regio diventa occasione per far esplodere tensioni interne. Un orchestrale legge le accuse a nome di 112 dipendenti. La sindaca Appendino si è detta amareggiata. Il sovrintendente Graziosi prova a minimizzare. Un momento surreale, un inedito nella storia delle conferenze stampa del Teatro Regio. Ieri, presentazione nuova stagione, si sono alternate ovazioni e contestazioni, un segnale di sfiducia nei confronti del sovrintendente Graziosi, con un appello alla sindaca di Torino e al presidente della Fondazione Teatro Regio, Chiara Appendino, che è sempre lei. E lo stesso Graziosi si era appena speso in lodi per lo staff del teatro e sono stati contestati lui e la sindaca. In 40 anni mai vista una corrida così, scrive Gabriele Ferraris, mentre c'è una cosa curiosa dal Corriere del Veneto: niente stipendio a sindaco e giunta e così finanziamo 5 progetti per i cittadini, dice il neosindaco di Tribano, Padova, il neosindaco Massimo Cavazzana. Il Corriere del Veneto ha deciso di raccontare le storie dei sindaci veneti di frontiera che fanno di tutto pur di consentire al proprio municipio di andare avanti alla luce dei tagli di trasferimenti statali con cui devono fare i conti. L'iniziativa è nata in conseguenza di un editoriale del direttore Russello che sottolineava l'importanza di non lasciar soli i nuovi sindaci, quelli eletti dopo l'ultima tornata elettorale del 26 maggio. Dal Veneto alla Campania, invece, il luogo comune, quando in realtà diventa o meglio, quando il luogo comune è reale, diventa realtà e viceversa. Scippi, furti e corruzione, Napoli come Gomorra nel cartoon giapponese di Hiroko Araki, 59 anni, considerato uno dei più noti disegnatori di fumetti giapponesi. I suoi lavori hanno fama mondiale. È stato uno dei 5 artisti selezionati dal Museo del Louvre per rappresentare l'arte nel settore dei fumetti. Gli amanti di manga e anime si sono tramandati questa storia di padre in figlio, le bizzarre avventure di JoJo, un fumetto nipponico creato nel lontano 87 da Hirohiko Araki, appunto uno dei più noti artisti. Il manga ha venduto fino ad oggi 100 milioni di copie. Cosa c'entra Napoli? Da un anno Napoli incrocia il destino della saga nipponica divenuta fumetto di animazione. Il suo creatore ha voluto rendere omaggio al bel paese ambientando l'inizio della quinta parte nella città di Napoli, definita di una bellezza tale che esiste il detto vedi Napoli e poi muori. Dal 5 ottobre 2018 è in onda su Tokyo Metropolitan Television e soprattutto sul web in streaming per l'Italia su Crunchyroll. Il primo episodio, trasmesso in anteprima il 5 luglio al Japan Expo a Parigi. Come ne esce Napoli da questi 24 minuti di animazione che ha fama internazionale straordinaria? Non bene, a usare un eufemismo, perché dopo la carrellata iniziale, dove il golfo è disegnato in tutta bellezza,
Le esigenze narrative e i luoghi comuni fanno virare il cartoon sul gomorrismo spinto. In avvio, il protagonista si aggira per le strade del centro e si imbatte in un immigrato intento a vendere oggetti su un tappetino. Poi si assiste allo scippo della borsetta di una ragazza ferma davanti a lui. Segue la scena di uno spacciatore che cede droga a un ragazzino e poi un losco figuro che allunga una mazzetta a un poliziotto corruzione. Lo streaming ci mostra il protagonista che incrocia due giovani turiste svampite e gli chiedono dove si trovi Santa Chiara, ma mentre il nostro indica la direzione, un lesto borseggiatore riesce a sfilare il portafogli dalla borsa di uno delle due fingendo di urtarla. Insomma, scippi, furti e corruzione, Napoli come Gomorra nel cartoon giapponese. Questa è bella invece dalla provincia di Cremona, investiva in droga i soldi del reddito di cittadinanza, poi lo vediamo meglio. E poi c'è ancora la questione delle autonomie che tiene banco anche nelle cronache locali, ma comunque lo vediamo meglio dopo. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. La trasmissione Rebelot di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Irriverente, potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa. Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Duraminga. I Duraminga nel disco della settimana, sì. La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Dicevamo, per completare l'elenco delle notizie su scala locale, investiva in droga i soldi del reddito di cittadinanza. Questa notizia ce la dà la provincia di Cremona, sono in difficoltà economiche, così Barbara Bedani, 47 anni, ha spiegato ai carabinieri che le avevano appena messo le manette con l'accusa di spaccio di droga. Disoccupata e incensurata, marito in carcere, da un mese percepisce il reddito di cittadinanza, 700 euro. Per arrotondare l'assegno aveva messo in piedi, proprio con quei soldi e il sospetto degli inquirenti, un'attività di spaccio nella casa presa in affitto dallo scorso aprile in viale Trento e Trieste, dove i militari hanno trovato 20 grammi di cocaina e 50 di eroina. I carabinieri sono arrivati a lei dopo aver bloccato uno dei clienti, hanno tenuto sotto osservazione l'abitazione e dopo aver notato il viavai di tossicodipendenti hanno fatto scattare il blitz. Intanto è boom della ristorazione a Cremona e provincia. Nel corso degli 8 anni 2011-2019 le attività di ristorazione con somministrazione sono passate da 510 a 619, 109 in più, 21,4%
in più. Mentre dalla provincia di Lecco a Premana 7 milioni di danni dopo l'alluvione, una prima stima dei danni inviata alla regione da Premana parla di 6,8 milioni di euro ed è solo provvisoria. Il totale supera i 22 milioni. Oggi alle 15 incontro in prefettura. Il sindaco Elide Codega dice: ho spinto per averlo, c'è la necessità che la regione prenda in mano il problema del torrente Varrone nella zona industriale di Giabbio. Non sono tranquilla, bisogna svuotare l'alveo, altrimenti alla prossima piena si rischia l'esondazione. Intanto l'alluvione sta presentando il conto alle aziende, conto salato. Ad oggi 39 produttori di forbici e coltelli del consorzio Premax stimano che l'accaduto è costato una perdita di fatturato del 30% rispetto al normale flusso settimanale. Ma lasciamo anche Lecco per andare invece al Friuli Venezia Giulia. E allarme alcol, finiscono in coma etilico alla festa per i 18 anni a Terzo di Aquileia. Un ragazzo e una ragazza hanno perso i sensi, ricoverati d'urgenza, e il problema, scrive il quotidiano del Friuli, il Messaggero Veneto, è sempre più massiccio, mentre il Corriere del Veneto ci porta sulla questione della guerra Venezia-Roma. Giovedì Stefani incontra Conte, Salvini furioso, parlamentari e consiglieri regionali ai ferri corti e stallo sull'intesa per le autonomie. Dice l'assessore Roberto Marcato: siamo un partito effervescente ma non mi preoccupo, basta che il commissario si dia da fare, rispetti i militanti. Il messaggio è arrivato e riguarda appunto anche la questione delle autonomie. Parla il vice segretario del partito Paolo Franco, non è un leghista qualunque, scrive il Corriere del Veneto, 25 anni di militanza nella Lega, senatore per 3 legislature, con Stefano Stefani e Emanuela Dallago ha formato la Trimurti che ha guidato la Lega Vicentina, oggi è vice segretario nazionale, cioè il vice di Toni Daré in Veneto. Autonomia, minibot, cassette di sicurezza, Carroccio fuori strada, dice il vice segretario del partito Paolo Franco. Salvini sta facendo cose straordinarie, ma l'uomo solo al comando è all'origine dell'arrabbiatura dei cittadini. Il confronto arricchisce e non svilisce il partito. Com'è cambiata la Lega? Ricordo i tempi in cui scendevamo in piazza per chiedere l'abolizione dei prefetti e l'attribuzione dei loro poteri ai presidenti delle province eletti dal popolo. Matteo Salvini vuol dare più potere ai prefetti contro il degrado. Poi ci sono i mini bot, la tassa sulle cassette di sicurezza, la guerra all'Europa. Spero che riprendano presto le assemblee e i congressi. Abbiamo bisogno di discutere della linea del partito, dice Paolo Franco. Sulla questione delle autonomie c'è da segnalare anche sul Corriere di Bologna un'intervista al presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini. Con l'autonomia migliore agibilità per i sindaci, a breve un bando della regione per far ripartire dei cantieri nei comuni piccoli. E poi su Milano Finanza invece Conte contro la troppa finanza, basta col primato della finanza sull'Europa, dice in sintesi il premier Conte, preparando per l'Unione Europea la richiesta di rivedere le proprie priorità. Nei giorni scorsi, annunciando la lettera alla Commissione Europea per difendere la politica economica del governo italiano e scongiurare l'apertura della procedura di infrazione contro l'Italia per deficit eccessivo, il Presidente del Consiglio aveva spiegato l'intenzione di sollecitare una revisione delle regole ormai datate. Il primato della finanza non offre chance di crescita all'Europa, una crescita nel segno dello sviluppo sociale, dell'equità, della solidarietà. Lasciamo Conte e torniamo invece brevemente a Repubblica. Oltre al commento di Federico Rampini da Washington, c'è un altro articolo dedicato proprio al Presidente del Consiglio Conte, isolato in Europa. Basta finanza, dice Conte, serve la crescita. Il Premier in Francia, ma Macron non lo incontra. Domani il vertice sulla procedura europea, vertice voluto da Conte per evitare che i vice si defilino. Intanto Di Maio teme, secondo Repubblica, l'imboscata. La Lega vuole la crisi sulla flat tax. Intervista invece a Di Maio sulla Verità ci dice esattamente il contrario. Nel PD di Zengaretti si cerca la tregua con l'aiuto di Renzi, scrive Repubblica, e poi la questione del CSM. Mattarella al plenum per battezzare i nuovi togati, l'allarme del Quirinale per la nuova magistratura e i dialoghi vietati con Palamara. Ombre anche sul procuratore generale di Cassazione Fuzio. La conversazione tra Fuzio, che è titolare dell'azione disciplinare, e il magistrato sotto accusa Palamara nelle trascrizioni arrivate ieri. Un colloquio che non si sarebbe dovuto tenere, scrive Repubblica.
La Repubblica si occupa poi di due questioni in pagina di cronaca: l'immigrazione, il sorpasso, ne arrivano più dall'Unione Europea che via mare dall'Africa, i 1200 che la Germania ci ha rimandato indietro sono l'avanguardia di un piccolo esercito che sta per rientrare in Italia, legittimamente, lo consente il regolamento di Dublino che da anni tiene in scacco l'Italia come paese di primo approdo. Sono già 40.000 le richieste di ritorno per i dublinanti inviate nel 2019 da Germania e Francia, i due paesi che ogni anno rispediscono indietro il maggior numero di immigrati entrati in Europa dall'Italia. Ma poi, invece di presentare richiesta d'asilo, sono riusciti a raggiungere altri stati dove avrebbero voluto stabilirsi. Intanto, altra questione, il terremoto, la rabbia dei sindaci, sotto accusa finisce anche il commissario Piero Farabollini, geologo, commissario straordinario per il sisma del centro Italia dall'ottobre 2018. Diversi sindaci si lamentano perché non ha saputo snellire la burocrazia. Tra le critiche anche la poca presenza, non farsi vedere sui luoghi del terremoto. I comuni del cratere contro Farabollini voluto dai 5 Stelle. È come se fosse trasparente, non incide. Il caso di Pieve Torina, ricostruita solo la scuola, ma adesso la legge ci impedisce di aprirla, dice il sindaco Alessandrucci, che è un nostro ottimo amico tra l'altro, e lo abbiamo sentito anche in radio diverse volte. Il sindaco Alessandro Gentilucci. Il più incredibile dei paradossi, scrive Repubblica, lo racconta proprio questo sindaco, che usa dal giorno della grande scossa del 30 ottobre di 3 anni fa soltanto parole precise mai sconsolate. Si chiama Alessandro Gentilucci, è sindaco di Pieve Torina, comune inagibile. Spiega perché questa ricostruzione che non parte e non si vede è un grande scandalo italiano e perché il commissario scelto dal governo, il professor Farabollini, a parer suo non stia facendo ciò che è chiamato a fare: organizzare, sostenere e ricostruire. Intanto in Pezzo d'Italia muore. A Pieve Torina, racconta il sindaco Gentilucci, sono inagibili il 93% degli edifici privati e tutti quelli pubblici, compreso il municipio. Abbiamo però ricostruito la scuola grazie alle donazioni private. Bene, il prossimo anno rischia di non aprire. Le case sono rovine, la nostra gente è stanca di vivere in roulotte, i bambini saranno sempre meno. Eppure la legge impone, anche per gli istituti scolastici del cratere, un numero minimo di alunni come nel resto d'Italia. Dunque la scuola ricostruita sarà funzionante e vuota, in mezzo a macerie che nessuno porta via. Dice il sindaco Gentilucci, da 2 anni Repubblica denuncia il groviglio di norme e burocrazia che soffoca ogni tentativo di ripartire. Il commissario Farabollini venne presentato da Di Maio come uomo della provvidenza. È un professorone di quelli che sta sul campo, disse Di Maio, a neanche un anno dalla nomina. La maggior parte dei sindaci dei 146 comuni colpiti dal terremoto lo accusano. È un fantasma, dicono dai comitati di cittadini arrabbiati. Persona per bene, ma non è in grado di incidere politicamente. C'è bisogno di chiamare il premier tutti i giorni, far sentire la nostra voce. Repubblica lo ha cercato, Farabollini non ha risposto, scrive Repubblica, appunto, sulla questione del terremoto. Mentre da Repubblica ci congediamo con un'ultima segnalazione, l'inserto della salute che si occupa di un tema, quello del viaggio per curarsi. Sempre più pazienti che si spostano da una parte all'altra dell'Italia, soprattutto da sud a nord, per l'intervento di altissima specialità, per i tumori e per le protesi, ma anche per operazioni ordinarie e dei hospital. È un business che tocca hotel e bed and breakfast e costa tanti soldi alla sanità pubblica e alle famiglie. A proposito della sanità che funziona in alcune parti del paese, in altre no, appunto le differenze che già massimamente esistono. Al nord si va per operarsi, scrive Repubblica, 750.000 italiani si spostano per interventi chirurgici, tumori e protesi, una mobilità che vale più di 4 miliardi, che stressa malati e famiglie e ha un costo per cittadini e regioni. Centinaia i posti letto vicini agli ospedali, ma anche il volontariato si è organizzato. Milano in un anno ospita 20-30.000 persone. I ricoveri fatti fuori regione interessano soprattutto persone che vengono dal Molise, dalla Calabria, dalla Basilicata, ma anche da Trento, Abruzzo, Campania, Marche.
Con ciò lasciamo Repubblica, torniamo brevemente alla Stampa con in prima pagina il buongiorno di Mattia Feltri che ci riporta il tema del CSM e delle intercettazioni. Male non fare, paura non avere. Mi scrive uno la cui saggezza deriva dalla lettura di Frate Indovino. Parlava del Trojan, il virus che trasforma i telefonini in microspie a tempo pieno e alla base dell'inchiesta sul CSM. Poi non è nemmeno un'inchiesta sul CSM, scrive Mattia Feltri, è un'inchiesta di corruzione di cui non parla nessuno, perché è molto più interessante quello in cui ci si è imbattuti, sebbene non abbia implicazioni penali. Abbiamo saputo di conversazioni notturne, mercimoni, millanterie, storie extraconiugali. Ora noi dovremmo capire se ci sta più a cuore la lotta alla disonestà, qualunque prezzo comporti, o la nostra libertà costituzionale di muoverci e di comunicare senza essere spiati tutto il giorno, al prezzo di dare qualche vantaggio a qualche mascalzone. Il rischio, infatti, è di non comprendere su quale strada siamo incamminati. Domenica, Edward Snowden, controverso ex tecnico della CIA che ha svelato i programmi di sorveglianza elettronica degli Stati Uniti, ha spiegato come la tracciabilità abbia reso Internet un mezzo di controllo di massa, da che era uno strumento di connessione planetaria. Si può sapere sempre dove siamo, che siti compulsiamo, con chi siamo in contatto. In un pezzo formidabile su agi.it, Riccardo Luna avverte che il governo cinese è in possesso di un software per identificare una persona da come cammina. Forse lo sta usando a Hong Kong per dare un nome ai manifestanti. La rete era l'arma di emancipazione dei popoli oppressi. In pochissimi anni sta diventando l'arma degli oppressori vecchi e nuovi. Male non fare, molta paura avere. Così Mattia Feltri, in prima pagina sulla Stampa di Torino, mentre Salvini cerca l'alleanza con gli Stati Uniti e si prepara allo scontro con Bruxelles, tagliare le tasse a qualunque costo. Piccola correzione, non possiamo avere con noi oggi Maria Giovanna Maglia, un piccolo contrattempo ha riguardato sua madre, quindi ci ha avvertito non sarà con noi alle 10:30, sarà con noi domani. Comunque, l'ospite italiano Salvini è accolto al Dipartimento di Stato alla Casa Bianca con gli onori di un capo di governo, scrive la Stampa, l'omaggio ai caduti in Vietnam e in raccoglimento al cimitero militare di Arlington. Vogliamo un'Unione Europea più favorevole agli Stati Uniti, dice intervistato dalla Stampa Ted Malloch, che era la prima scelta di Trump per fare l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione Europea, poi bloccato da chi lo riteneva troppo ostile all'Europa. Non desideriamo sgretolare l'Unione, una crisi dell'euro avrebbe pesanti conseguenze, dice ancora Malloch. Il presidente Trump vuole costruire con Salvini una relazione personale che vada oltre il protocollo, dice Malloch. Non serve far saltare l'Unione Europea, siamo interessati ad avere una nuova leadership a Bruxelles più favorevole agli interessi degli Stati Uniti, suggerisce appunto Ted Malloch, persona che, scrive la Stampa, si è trovata spesso al crocevia nei rapporti fra il presidente Trump, l'Unione Europea e Matteo Salvini. È diventato un consigliere informale di Salvini, lo ha incontrato diverse volte al Viminale. Sono stato in contatto anche con i suoi rappresentanti in occasione di questa visita a Washington, dice Malloch. Quali i temi a cui l'amministrazione Trump tiene nel rapporto con l'Italia? La questione iraniana è balzata in cima all'agenda. A Washington si aspetta che Roma sostenga la sua linea. Poi ci sono i temi delle migrazioni, del terrorismo, del futuro dell'Unione Europea. C'è convergenza fra Trump e Salvini, la volontà di coltivare il rapporto. Salvini viene definito il Trump europeo. Sul piano politico ci sono molti punti di contatto. Tutti considerano Salvini come uno dei leader europei più interessanti, anche chi lo critica. È ovvio che il presidente punti a costruire con lui una relazione personale andando oltre il protocollo. Salvini leader del fronte sovranista. Trump intende far leva su questo per scardinare l'Unione Europea? Chiede Paolo Mastrolilli. Di sicuro, risponde Ted Malloch, gli Stati Uniti vorrebbero un cambiamento nella leadership di Bruxelles che sia più favorevole alla collaborazione con Washington. Il risultato delle elezioni di maggio dovrebbe consentire questo processo. Minibot, flat tax, Salvini sta sfidando l'Unione Europea. Qui bisogna chiarire un punto, dice Malloch. Washington vuole una leadership più amica a Bruxelles, ma non punta allo sgretolamento dell'Unione Europea. Una crisi dell'euro avrebbe pesanti conseguenze per l'economia globale che finirebbero per avere effetto negativo anche negli Stati Uniti. All'amministrazione Trump interessa la riforma dell'Unione Europea
e non la sua distruzione. Salvini ha manifestato ammirazione per Putin, la Lega ha firmato un accordo di cooperazione col capo del Cremlino. Bisogna avere chiara una cosa, dice Malloch, la Russia non è alleato degli Stati Uniti. Chi vuole essere amico di Washington deve tenere questo fatto ben presente. Poi l'adesione dell'Italia alla via della seta cinese è uno dei punti da chiarire. È molto importante anche la richiesta di non usare tecnologia Huawei per motivi di sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti sono impegnati in un confronto geopolitico epocale con la Repubblica Popolare Cinese, si aspettano che i paesi alleati si comportino di conseguenza. E Pompeo, scrive ancora La Stampa, fa accettare a Salvini l'agenda di Trump su Cina e Russia. Conte invece va a cena coi cinesi, i 5 Stelle fanno promesse a Mosca. La doppia geopolitica populista, scrive La Stampa di Torino. Poi ancora l'Ocse che boccia il salario minimo, quello l'abbiamo già visto, e poi la questione dei 280.000 posti di lavoro per le 150 crisi aperte presso il Ministero dello Sviluppo Economico di Luigi Di Maio. Sono cifre non da poco. Intanto è strappo in Piemonte, offensiva di Cirio contro Appendino, gelo tra regione e comune, è finita la tregua, firmata da Chiamparino. Poi c'è un'intervista sulla Stampa al neo sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, di Fratelli d'Italia. Lega e Fratelli d'Italia alleati alle elezioni. Il mio successo dimostra che così si vince. La mia rivale vuole la riconta senza prove di irregolarità. Il mio rapporto con le sentinelle in piedi, non rinnego le mie idee, ma difenderò chi la pensa diversamente, dice il neo sindaco di Cagliari. Cagliari si è distinta in questi anni per il sostegno alle battaglie sui diritti civili. Circola la foto del neosindaco alle manifestazioni delle sentinelle in piedi. Esprimere la propria opinione è un diritto, non mi devo vergognare della mia, non cambia la mia posizione, ma da sindaco farò di tutto perché chi ne ha una differente la possa esprimere. Al Pride del 3 luglio non ci andrò, ma non sarò io a ostacolare la manifestazione, dice il neosindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Mentre l'Iran minaccia fuori dal trattato nucleare, il presidente Rouhani accelera l'arricchimento dell'uranio e lancia un ultimatum: 10 giorni per salvare l'accordo. E Trump preme sul Congresso: più soldati contro Teheran. Rafforziamo, dice in risposta il presidente americano, la presenza in Medio Oriente. Così sulla Stampa di Torino. Dalla Stampa di Torino invece andiamo di nuovo al quotidiano La Verità. Intanto ci fermiamo un attimo perché facciamo in tempo adesso ad aprire la nostra consueta rubrica all'interno della rassegna stampa. E qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, intanto io do il benvenuto e il buongiorno all'interno appunto della nostra quotidiana rubrica, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, a Jacopo Morrone, che è deputato della Lega eletto in Emilia-Romagna, ma anche sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia. Buongiorno e grazie per essere con noi 2 volte oggi. Dobbiamo annunciarlo perché io ho già parlato in rassegna stampa della discussione che avremo intorno alle 11 su un tema del quale si va occupando anche la Stampa naturalmente in questi giorni, cioè sulla scorta dell'indagine che ha coinvolto il Palamara, Lotti, Ferri, insomma l'indagine CSM, magistratura, nomine e via dicendo. Sulla scorta di quello noi affronteremo una questione che è stata rilanciata con forza anche da Matteo Salvini, cioè la riforma della giustizia. Intanto buongiorno e grazie a Jacopo Morrone per essere con noi. Grazie a voi. Buongiorno. Allora, vediamo le cose un po' da 2 punti di vista diversi, se lei è d'accordo, Morrone, perché da un certo punto di vista, appunto, questa è una rubrica che è all'interno della rassegna stampa, si parla molto per l'ennesima volta di questa indagine della Procura di Perugia su Palamara, che ha riguardato il CSM e tante altre cose. Da questa inchiesta poi 5 consiglieri del CSM che si incontrano con Palamara e i deputati del PD Lotti e Ferri per concordare la nomina del procuratore capo di Roma, corruzione per l'accusa per Palamara per aver ricevuto denari, viaggi in cambio di sentenze, provvedimenti e via dicendo. Insomma, tutto quello che sta emergendo, secondo lei cosa ci dice? E poi l'altra questione, l'uso del famoso Trojan Horse, del virus che ha reso possibile poi la diffusione a tempo supersonico, tra l'altro, di tutte queste intercettazioni. Qualcuno nota anche che c'è un altro problema qua, che è un problema che riguarda il rispetto della Costituzione, perché
per quanto lo si possa giudicare politicamente interessante, ma le conversazioni di due deputati non dovevano essere diffuse, come dice la Costituzione. Cioè, ci sono tante cose in ballo, però qual è la sua opinione? Allora, gli argomenti sono tanti. Poi parleremo poi alle 11 invece di una proposta di riforma della giustizia, credo interessante, no? Perché il cantiere è aperto. Sì, no, dicevo, gli argomenti sono tanti. Io naturalmente non mi esprimo sulle indagini in corso, in qualità di sottosegretario alla giustizia. Mi auguro che presto si possa recuperare quella che è un'immagine della magistratura indipendente, un'immagine della magistratura che è poi quella che è nel concreto, nel senso che spesso e volentieri poi la stampa purtroppo in alcuni casi enfatizza. Adesso verificheremo nel caso quelle che sono poi le cose che sono accadute nello specifico. Quello che ci auguriamo noi è che il servizio magistratura, quello che è l'immagine della magistratura, possa tornare a splendere, possa tornare ad essere quella che i cittadini si aspettano. Quindi sicuramente questa è una brutta pagina, andremo poi a vedere nel concreto che cosa è accaduto, e se ci sono persone che hanno sbagliato dovranno pagare di fronte, dovranno pagare la loro quello che sarà poi quello che hanno commesso, che hanno fatto. Noi stiamo cercando da un anno a questa parte, quando siamo al governo, appunto dare una nuova immagine, di dare un servizio sempre migliore a quello che è il cittadino, aumentando il capitale umano, aumentando quello che è il numero dei magistrati ordinari, aumentando quello che sono gli assistenti all'interno delle cancellerie, cercando di far sì che ci sia una giustizia sempre più vicina al cittadino, anche con gli uffici di prossimità. Purtroppo quando accadono queste cose è una brutta pubblicità, però adesso vediamo nel concreto cosa sarà alla fine, cosa sarà al termine. Noi abbiamo un dialogo costante anche con il segretario commissario interno Matteo Salvini, col ministro Giulia Bongiorno, con altri esponenti di governo, su quello che è, su come immaginiamo la giustizia, su come immaginiamo un'evoluzione di quello che è il mondo della giustizia, perché migliori quello che è un servizio. Naturalmente se accadono cose differenti, quindi lei prima parlava di viaggi, parlava di regali, ecco, questo non c'entra niente col sistema giustizia, non c'entra niente con le migliaia di bravi giudici che comunque svolgono il loro lavoro dalle procure ai tribunali di Italia, dai centri più grandi ai centri più piccoli, quindi stanno dando un buon servizio a quella che è la cittadinanza. Naturalmente l'obiettivo vero è quello di diminuire i tempi dei processi, l'obiettivo vero è quello di dare sempre un servizio migliore, ecco, quindi non vorremmo mai che accadessero cose come quelle che sentiamo. Aspettiamo però di vedere il termine di queste indagini per capire in realtà cosa è successo e per capire chi e come dovrà pagare quello che ha fatto. Certamente quando si commettono queste cose non si può fare né di tutta l'erba un fascio, perché naturalmente ci sono varie persone che lavorano, si impegnano, soprattutto io faccio riferimento anche ad esempio alle cancellerie, dove ci sono centinaia e migliaia di assistenti giudiziari, dove ci sono cancellieri, dove ci sono, perché attorno al mondo attorno alla legge, attorno al mondo della giustizia ci sono tante persone, non ci sono solo giudici onorari, ordinari, ma ci sono anche tante altre figure, tante altre persone, le forze di polizia che comunque collaborano con quello che è il sistema giustizia per fare le indagini. Quindi ecco, è un mondo grande, ampio, dove non può essere screditato, non si può danneggiare l'immagine di persone, tante persone oneste che lavorano. Quindi ecco, come società giustizia aspetto di vedere quel che sarà delle indagini e mi proietto nel futuro per cercare di migliorare quello che è questo servizio, che deve essere sempre più vicino al cittadino, sempre più vicino alle persone, perché in un momento, in genere, quando si ha a che fare con la giustizia, in alcuni casi sono momenti difficili, complessi, quindi dare un buon servizio a un momento difficile di una persona, di una famiglia, penso sia necessario da parte dello Stato civile nel 2019. Allora, sulla riforma della giustizia torniamo poi alle 11, no? Perché ci risentiamo, io la ringrazio già in anticipo, Morrone. Le chiedo solo la sua valutazione sull'utilizzo di questo virus Trojan che consente di spiare praticamente il soggetto anche quando non parla al telefono, ma semplicemente parla in un ambiente con altre persone, o addirittura di vedere le immagini di dove si muove, tracciarlo completamente. Siamo garantiti da abusi di questo strumento? Perché qualcuno dice grazie alla legge Spazzacorrotti che abbiamo potuto sapere di questa P2 del PD, come la chiama oggi Di Maio intervistato dalla Verità. Però uno dice, vabbè, però è anche un po' inquietante pensare che attraverso uno strumento del genere uno possa essere radiografato a sta maniera. Sì, è sicuramente inquietante, nel senso che comunque la libertà è un principio di ognuno di noi, cioè ognuno di noi deve poter vivere libero senza poter pensare di essere
sotto gli occhi, sotto il controllo di nessuno. Poi è ovvio che quando uno sbaglia va punito, è ovvio che le forze dell'ordine, è ovvio che la giustizia deve avere più strumenti possibili per riuscire a controllare, per riuscire a verificare che non ci sia un illecito, che non ci sia un reato, questo senza ombra di dubbio, però tenendo sempre quello che è un giusto equilibrio. Quindi adesso vediamo nel concreto questo Trojan come funziona, come funzionerà. Spesso è stato inserito da poco, non neanche lo conosciamo, però probabilmente non bisogna mai sfiorare l'eccesso, diversamente non ci sarebbe più la libertà, e io onestamente sono uno di quelli che pensa che sia necessaria sicuramente garantire una libertà. Poi c'è un altro aspetto, no, Morrone, simpatico o antipatico che sia Lotti, non è quello il punto, è un parlamentare, la Costituzione dice che va chiesta l'autorizzazione per le intercettazioni dei parlamentari, qui invece sono finite alla luce del sole sui giornali e altrove. È un rischio, perché poi quando ci sono informazioni sensibili a secondo del ruolo che ha una determinata persona che ricopre, si rischia poi che determinate informazioni girino, possono essere anche situazioni spiacevoli. Adesso qui coinvolgono un parlamentare, ma possono coinvolgere anche altre categorie professionali, certo, che hanno comunque informazioni sensibili, come un medico, come un avvocato, come qualsiasi tipo di professionista, quindi un imprenditore. Quindi bisogna anche stare attenti, perché se poi queste informazioni, noi spesso e volentieri in alcuni casi abbiamo visto che alcune informazioni riservate arrivino prima sulla stampa che magari in un'aula di tribunale, quindi ci sono sicuramente delle falle nel sistema che vanno verificate. Ecco, le informazioni sensibili sono dati sensibili, si chiamano sensibili perché non dovrebbero essere di opinione pubblica, non dovrebbero essere, dovrebbero appartenere a tutti, quindi sicuramente garantire la riservatezza è secondo me un principio sacrosanto, quindi verificare che non si rischi di andare a ledere quella che è la libertà, perché dopo diventeremo veramente uno Stato controllore in maniera eccessiva, che dall'altra parte dopo bisogna sempre tenere un equilibrio nelle cose. Dobbiamo salutarci qui, poi ci risentiamo alle ore 11 sui temi della giustizia, però una roba velocissima gliela chiedo perché ha a che fare con la rassegna stampa di oggi. Allora, per farla breve e un po' provocatoria, Salvini agli ordini di Trump, come titola il Fatto Quotidiano, o Salvini più libero di portare avanti i programmi, in primis la riduzione delle tasse, anche modificando i diktat dell'Europa? Ma Salvini non è mai stato agli ordini di nessuno. Salvini ha dettato una linea, ha preso un movimento che era a un 3%, lo ha portato in Emilia Romagna ad esempio al 33,8%, diventando il primo partito in Emilia Romagna, ha dettato la linea a livello nazionale, ha alzato la testa per la prima volta in Europa parlando di immigrazione, l'ha alzato una seconda volta parlando di economia, l'ha saltando la testa parlando di flat tax e parlando di economia. Io penso che Matteo Salvini non segua le indicazioni di nessuno, abbia tracciato una linea, a maggior ragione anche a livello europeo, con un numero di parlamentari non indifferente, essendo anche un movimento che inizierà ad adattare la linea, valorizzando quello che è l'Italia, facendo rialzare l'Italia per la prima volta in Europa. Quindi Matteo Salvini, un segretario federale, una persona che insieme a una squadra è riuscito a creare, è riuscito a farsi valere a livello internazionale. Finalmente, dopo tanti anni, l'Italia è considerata nuovamente nel panorama, non solo nel panorama internazionale, ma anche nel panorama mondiale, quindi non solo europeo, ma anche mondiale. Quindi penso ottimo lavoro, avanti così. Bene, io ringrazio Jacopo Morrone, ci risentiamo più tardi alle 11, riforma della giustizia è il tema, con l'avvocato Luca Dauria in studio, e una vecchia proposta di riforma che può darci spunti per ragionare sul presente, di riforma costituzionale in tema di elezione dei giudici e CSM. Grazie, Morrone, a dopo. Grazie a tutti voi. A più tardi. Intanto il viaggio di Salvini negli Stati Uniti, twitta il professor Paolo Becchi, ha un unico obiettivo: far capire alla Germania che chi ci detta le condizioni che non siamo la Grecia e abbiamo il sostegno americano. Se non ci sarà procedura di infrazione, il merito è di questo viaggio, scrive il professor Becchi. Tra poco con Sulla Notizia, dove avremo modo anche di confrontarci con le nostre opinioni sui fatti del giorno, con le vostre anche opinioni sui fatti del giorno. Qui Parlamento. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio